Claudio Sandruvi, sindaco di Montenars, in questo percorso di fusione che avete lanciato oggi assieme a Gemona, vede la vostra comunità la più debole sulla carta, ma secondo lei non sarà così? No, sulla carta non è poi neanche tanto debole perché noi abbiamo un territorio vastissimo, diciamo, anche se la popolazione non è molto, abbiamo 560 abitanti, però quello che ho notato è che la gente ormai da molti anni, e direi quasi una decina d'anni, collabora per i servizi con Gemona. Pertanto ha capito che un comune ormai non ha soluzioni future se non quello di aggregarsi. L'aggregazione con Gemona secondo me è naturale e quindi abbiamo lanciato questa nostra idea, ma è un'idea che non nasce oggi, ovviamente. E quindi l'unica cosa che la gente si chiede, adesso il Mar Grande, Gemona mangerà Montenario, non è vero, anche perché è garantito dalla legge che ci saranno le rappresentanze territoriali, pertanto a Montenars ci sarà il municipio che rimarrà ovviamente, quindi una municipalità, con anche un sindaco nominato che si chiamerà prosindaco, che parteciperà anche ai consigli comunali del nuovo comune, ma non solo, ci saranno anche una o due persone in giunta, quindi amministratori che salvaguarderanno eventualmente eventuali magari sopraffazioni, che io non le vedo. Si parla di valore aggiunto che voi darete al territorio di Gemona in fatto di attività sportive, del paesaggio, ma anche di attività economiche. Certo, noi come dicevo abbiamo un bellissimo territorio, ci stiamo sforzando ogni anno a tenere il territorio pulito, una viabilità che non ci siano pericoli e quindi questo è stato un impegno già da diversi anni. Il nostro territorio quindi si presta moltissimo, poi una quota di 600 metri, penso che anche per le persone di una certa età sia un territorio bellissimo, con passeggiate senza pericoli. In più abbiamo una struttura che magari con un po' di difficoltà la stiamo riattivando, che è un albergo che è stato acquistato dalla precedente amministrazione e che potrebbe, io l'ho detto fin dall'inizio, essere di aiuto a Gemona, città dello sport e del benestare.